Qualche domanda la possiamo sicuramente fare. Grazie. Buonasera, grazie Emanuele per la presentazione affettuosa e grazie a voi per la vostra presenza. Data la stagione, dato il giorno, dato il clima, già la vostra presenza testimonia il fatto che l'antipolitica in questo paese è sconfitta, perché ovunque io vada vedo una grande voglia di partecipazione. E prima, nel presentarmi, Emanuele ha ricordato i luoghi comuni con cui si aggredisce il nostro partito, il nostro movimento. Ho parlato di Lega brutta e cattiva, no? Come viene banalizzata dai media, anche dai simpatici amici che hanno espresso poc'anzi il loro civile dissenso. Però, diciamo, guardandovi, direi che tutto sommato siamo solo cattivi, brutti no. Adesso il problema è capire se abbiamo motivi per essere cattivi, se ci siamo nati, se mamma ci ha fatto cattivi o se ci siamo diventati, cioè se le circostanze in cui ci troviamo a operare, a vivere, a cercare di mandare avanti le nostre aziende, le nostre famiglie, possono aver indotto in noi, come dire, una certa stanchezza e anche un certo motivato e giusto risentimento, una certa voglia di cambiare. Io sto girando tutta l'Italia facendo forse un 20° dello sforzo che fa il nostro leader Matteo Salvini, che fra le varie doti che ha anche quella di una notevolissima e invidiabile resistenza fisica, e vado, sì, naturalmente mi viene chiesto di parlare. Oggi mi è stato anche chiesto di parlare in modo moderato, cosa che, come sapete, a me riesce, alcuni lo sanno, particolarmente bene. Poi quando uno mi dice cosa fare, io ho sempre la tentazione di fare il contrario. Adesso non so, sto cercando di bloccare me stesso, ma vorrei partire però da un punto che su, diciamo, la parte più divertente, però, diciamo, per me non è sì, anche quella in cui parlo, per carità di Dio, non è che non mi piaccia. La parte più divertente però è quella in cui ascolto. Ieri sera, per esempio, ero a... Guardate che ho perso... Aspetta un attimo, ritrovo quello che vi volevo leggere, scusate un secondo. Per mezzo musicale. Per mezzo musicale... Essendo musicista, giustamente. Ce l'avevo qua. Benissimo, trovato subito, scusatemi. Ieri sera ero a Genova e un avvocato ha attirato la mia attenzione, dopo il mio intervento, su un intervento che mi ero perso del presidente di una importante istituzione europea, il Parlamento europeo. Ora, voi sapete che quando si presiede, diciamo, un corpo elettivo si dovrebbe cercare di avere una posizione di terzietà, poi naturalmente ognuno è del suo partito e va in giro a raccontare quello che pensa, la sua visione del mondo, legittimamente. Ma questo intervento è abbastanza interessante, lo trovate per esempio su tg24.sky.it. Recovery Fund, Sassoli, regioni non si allontanino da Europa, questo è il monito di Sassoli. E questo discorso è stato fatto
nelle Marche, dove come sapete ci sono le elezioni regionali, qui ancora non è. E più o meno recita così, fra virgolette: se le regioni si allontanano dall'Europa non è un buon auspicio per l'uso delle risorse del Recovery Fund, perché abbiamo bisogno di piani nazionali e naturalmente avere regioni che lavorino bene con il governo nazionale è fondamentale. Quindi ci vuole equilibrio e soprattutto che le regioni non si allontanino da una prospettiva di rilancio europeo. Avete presente quando in quel film uno trova la testa di cavallo nel letto? Ecco, le parole del presidente Sassoli ai marchigiani, che comunque gli voteranno contro il suo partito, come sapete, sono molto esplicite. Cioè lui è andato lì a minacciarli dicendo: cari amici, se votate la Lega, soldi da noi non ne avrete. A me questo sembra un comportamento molto grave e molto poco democratico da parte di un presidente, quindi che di per sé ha una funzione di garanzia di una istituzione così importante. Ma questo è quello che ci sentiamo dire ogni giorno. Infatti quasi ogni giorno il governo, nello strombazzare la pioggia di miliardi, di cui poi un attimo parliamo per ragionarci su, dice: ma se ci fosse stata la Lega cattiva e brutta, diciamo, non avremmo avuto questo successo in Europa e quindi non ci sarebbe stata questa pioggia di miliardi. Allora, questo ragionamento, se lo interpretiamo così come viene fatto, d'accordo, da chi lo propone, che cosa ci dice? Ci dice che le istituzioni europee non sono delle istituzioni, diciamo, neutre, perché se lo fossero si dovrebbero preoccupare del benessere dell'Italia e dei cittadini italiani, ma sono delle istituzioni che attivamente operano per imporre una linea politica contro quella di, diciamo, una buona parte dei cittadini italiani, cioè quelli belli e cattivi, cioè voi. E questa non è una bellissima notizia, però il problema non è questo, perché noi questo lo sapevamo e l'avevamo capito. Quello che preoccupa me è che dei politici siano così ingenui o così spudorati da dire, come se fosse la cosa più normale del mondo, che loro stanno utilizzando delle istituzioni, anche se decentemente tecniche e comunque in teoria terze, per combattere una battaglia contro Matteo Salvini, poi alla fine, stringendo, d'accordo? E questo secondo me è preoccupante, perché è quello che distingue, diciamo così, un normale ordinamento democratico da un regime. Nei regimi si usano le istituzioni contro gli avversari politici. E quindi, non so se è abbastanza moderato quello che sto per dire, ma quando... Vado bene? Se il moderatometro, diciamo, sballa, mi dai un calcio. No, e quindi questo tipo di affermazioni, mi duole dirlo, ma diciamo così, oggettivamente conferma la sgradevole sensazione che molti di noi hanno, anche quando vedono come, diciamo così, i media rappresentano la nostra azione politica e quella degli altri, eccetera, eccetera, di vivere, insomma, in un, diciamo, non vorrei dire regime, forse una parola grossa, ma neanche in una democrazia del tutto compiuta, d'accordo? Questo ce lo possiamo dire. E vabbè, il folcloristico grido di poco fa ci sta anche, ma quello di cui vi sto parlando è molto più grave. Peraltro me l'ero anche perso, quindi vedete quanto è importante andare tra la gente e ascoltare dalle sensibilità degli altri non solo i problemi del territorio. Io non verrò qui a parlarvi dei problemi del vostro territorio che voi conoscete meglio di me, avete qui due rappresentanti che vi tutelano in Parlamento, vi rappresentano le istanze del vostro territorio, ma a me preoccupano questi problemi di struttura. Io sono qui per ascoltare e giro anche per cogliere questi segnali che qualche volta oggettivamente sfuggono. Io questa dichiarazione, secondo me, intrinsecamente grave del presidente Sassoli, me l'ero persa, l'ho ritrovata in Liguria.
E ora ci sarebbe anche da porsi una domanda, perché la domanda fondamentalmente è: perché ci odiano? Ad esempio, se noi andiamo a leggere i trattati europei, vediamo che l'Unione Europea, all'articolo 5 del suo trattato fondatore, si basa, o perlomeno dichiara di basarsi, dichiara di propugnare il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà che implica che le decisioni politiche devono essere prese a livello il più possibile vicino ai cittadini. Certo, il che significa, per esempio, che il comune di Vimercate non può dichiarare guerra alla Groenlandia per andare a prendere un po' di ghiaccio di cui oggi io personalmente avrei bisogno, perché quella è una decisione di un certo livello. Però significa anche che se si fa una piscina non può essere deciso a Bruxelles. Ci siamo capiti, no? Questo è il principio di sussidiarietà. Allora, la Lega, che storicamente si può dire federalismo? È moderato? Vado. La Lega, che storicamente si può dire perfino autonomia, qua abbiamo un estremista, la Camera Bassa sono più sanguigni. Allora, la Lega, che storicamente tutela ed esprime e rappresenta quel bisogno di federalismo, autonomia, che vi assicuro, girando l'Italia, è comune ai territori, alle comunità del nord come ai territori e alle comunità del sud, no? In qualche modo dovrebbe essere vista come una forza politica che incarna, traduce in una prassi amministrativa, traduce in una prassi politica questo principio di sussidiarietà. Cioè, paradossalmente, almeno sotto questo profilo, e secondo me anche sotto tanti altri, noi dovremmo sembrare una delle forze politiche più allineate ai principi che l'Europa a chiacchiere propone. Ma allora perché diamo così fastidio? E io mi sono fatto un'idea, che noi diamo fastidio perché noi ci crediamo sul serio in questi principi, mentre gli altri li affermano per finta. E infatti quello che vediamo è nella costruzione europea un progressivo centralismo. E naturalmente vorrei dire che se qui c'è stato per tanto tempo una giusta allergia verso il centralismo di Roma, mi aspetto che verso un centralismo più grande e tutto sommato meno sensato ci sia ancor più, diciamo, circospezione e anche fastidio. E vi posso anche dire, per esempio, perché io personalmente sono infastidito da questo atteggiamento. Perché quando eravamo tutti chiusi dentro casa, per i motivi che sappiamo, ed era chiuso dentro casa anche il nostro capogruppo, per esempio, qui a Monza, e io ero, diciamo, in quanto residente a Roma, più o meno l'unico, sì, io credo di essere l'unico senatore che risiede a Roma, quindi ero l'unico che, diciamo così, poteva andare ai tavoli col governo, sempre un po' sperando di non farvi fare brutta figura, insomma, ce l'ho messa tutta. E lì si è capito subito che aria tirava. Lì tirava un'aria che abbiamo capito subito essere un po' tossica, cioè questa. Invece di agire con decisione per fare 2 o 3 cose che sapete ma che vi ripeto, così mi fate l'applauso, non guasta, ma poi... Invece di fare questo, lì si stava aspettando che cosa avrebbero deciso a Bruxelles. Cioè il clima era esattamente questo, cioè si stava aspettando di capire come il governo italiano avrebbe potuto indebitarsi con le istituzioni europee, e aspettando questo non si collocavano titoli sul mercato e quindi non si mobilitava il risparmio degli italiani per la ricostruzione dell'Italia, non si prendevano misure che avrebbero comportato un maggior deficit, perché quando all'inizio noi chiedemmo uno scostamento di 100 miliardi, il governo, vi ricordo che lo proponeva di 3,6,
e adesso siamo arrivati a 105 miliardi di scostamento, ma ci siamo arrivati a rate e sempre con rinvii, con incertezze procedurali che hanno reso per gli imprenditori, per esempio, molto difficile pianificare la loro attività. E allora lì era molto evidente che il centralismo unionista, mettiamola così, costituiva un freno alla capacità di decisione del Paese, perché aspettando loro, e aspettare loro significava aspettare che Olanda, Danimarca, Svezia, Cipro, Malta, Portogallo, Lituania, Germania, Irlanda, eccetera, eccetera, si mettessero d'accordo, che diciamo fa già ridere così, no? Aspettando loro, noi a valle aspettavamo. Però solo noi, solo il nostro governo, perché molti altri governi intanto agivano. E noi questo l'abbiamo visto. E allora, come dire, parliamo un attimo della pioggia di miliardi, così ci rinfreschiamo un po'. Oggi, vedete, fare il responsabile economia, no? Che cosa significa? Significa anche, in qualche modo, aiutare i colleghi a rappresentare la posizione della Lega su certi temi nelle varie sedi in cui noi veniamo chiamati ad esprimerci. Io per esempio mi occupo un po' di Europa. Se dovessi esprimere una posizione in ambito sanitario o in ambito, tanto per parlare di un ambito che ci darà delle ben tristi soddisfazioni entro 48 ore, che è quello dell'istruzione, ecco, andrei ovviamente a coinvolgere i colleghi che se ne occupano, quindi per l'ambito sanitario il responsabile nazionale Luca Coletto, per l'ambito istruzione il responsabile nazionale Mario Pittoni. Ecco, voglio dirvi che il momento del lockdown per noi è stato anche un momento in cui abbiamo conseguito dei traguardi organizzativi che volevamo comunque conseguire come partito, cioè quello di dotarci di una struttura di responsabili nazionali, creare dei dipartimenti che possano lavorare a livello nazionale e interfacciandosi con i territori per fare tutto quello che c'è da fare. Per esempio in questo momento abbiamo il decreto rilancio in Senato e da tutti i territori ci arrivano richieste di emendamenti, vanno vagliate, vanno coordinate, vanno evitati i doppioni, bisogna capire quali segnalare, bisogna trovare sulle varie proposte il consenso laddove ci voglia ascoltare della maggioranza. Questo è tutto un lavoro che va avanti e che cerchiamo di portare avanti nell'interesse vostro e del Paese. Oggi mi chiama una collega, dice devo partecipare a una conferenza, qual è la posizione sul Recovery Fund, sulla pioggia di miliardi? Mi posso... Bagnai legge Bagnai dal suo WhatsApp, facciamo così facciamo prima perché il WhatsApp deve essere corto, almeno parliamo poco. In sintesi direi che la posizione della Lega è di prudenza. I soldi di cui si parla ancora non ci sono perché non è ancora partita la loro raccolta sul mercato. La Commissione non ha ancora iniziato a emettere i titoli. Lo sapete, vero, che quando si parla di pioggia di miliardi si parla di debito che verrà fatto dalla Commissione europea e poi i soldi raccolti verranno distribuiti a noi e saranno a quel punto debito anche per noi. Una simpatica catena di affetti, come direbbe il dottor Sassaroli, insomma. Distinguerei quindi fra, 1, quello che si dovrebbe fare per i nostri territori, messa in sicurezza, infrastrutturazione, 2, quello che si può fare in concreto con soldi che ancora non ci sono e arriveranno nella tarda primavera 2021, non si sa ancora esattamente a quali condizioni. Per esempio non si sa quali sono i tassi di interesse e non si sa neanche se quelli che vengono o meno, neanche questo è. Le slide del governo dicono che probabilmente i sussidi, quei 40 miliardi, non dovrebbero costituire debito pubblico, quindi non sappiamo neanche questo, adesso è abbastanza interessante e divertente se vogliamo. Ovviamente con soldi che non ci sono, punto 2, non si può fare niente e quindi la domanda purtroppo ha poco senso. Chiedersi che cosa faremo coi soldi se ci fossero è un esercizio probabilmente anche utile, come immaginare che cosa sarebbe mia nonna se avesse le ruote, sarebbe una carriola. Vabbè, questo l'ho scritto per chiarire il concetto, insomma. Ma è anche un esercizio che fa perdere tempo. E infatti il governo sta perdendo tempo.
e mentre aspetta questi fondi che non sa come spendere, sì, perché nel frattempo naturalmente, diciamo, io essendo residente da tantissimi anni, direi una cinquantina a Roma Ladrona, vi potete immaginare che, come dire, Bagnai non perdona, cioè là dentro ovviamente, dentro i ministeri, qualche orecchio, qualche occhio ce l'ho, e quindi so gli psicodrammi che in questo momento si vivono nel gabinetto del ministro per dire mo che mi invento per farmi da sti sordi, con cui però vi potete immaginare, posto che arrivino. Mentre parla di piani, allora, mentre aspetta questi fondi il governo che non sa come spendere, mentre parla di piani che non sono mai passati dal Parlamento ma solo dagli Stati Generali, sì, perché è successo anche questo, che noi abbiamo avuto la presentazione in slide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vi sentite resilienti oggi? Anch'io. Io prima di parlare mi sentivo, diciamo così, fuso, ma adesso insomma un po' di resilienza. Nella presentazione c'è scritto il piano nazionale che è stato discusso dagli Stati Generali. Quindi Emanuele, hai sbagliato lavoro, cioè hai fatto il parlamentare, anche te Max, cioè dovevamo fare gli statisti generali per capire che cosa il nostro governo vuole fare di noi, e lo stesso vale per voi, cioè forse più che diciamo, votare per un partito dovevate iscrivervi a qualche lobby. Comunque, intanto il governo, mentre aspetta, manda totalmente in evasa la forte offerta di fondi da parte del mercato. Per esempio, non so se lo sapete, ma l'ultima asta di BTP ventennali ha avuto una domanda di 83 miliardi, d'accordo? E il Tesoro ne ha collocati solo 10, cioè se ne avesse collocati 27 non avremmo avuto bisogno del cosiddetto SURE, cioè del sostegno per le politiche di occupazione in emergenza. Se ne avesse di questa domanda di 83 evasa 36, non parleremmo più del MES. Se le avesse evase tutte e 33, non parleremo più né del SURE né del MES. Non si capisce il perché, ci sia questa ansia di farci indebitare con le istituzioni europee. Non che noi vogliamo male alle istituzioni europee, ma le istituzioni europee hanno, diciamo così, l'abitudine, che a qualcuno può piacere, ad altri no, di venirci a dire a casa nostra che cosa dobbiamo fare. Che insomma è una cosa che ogni tanto può anche andare bene. Qualche volta no. Questo è il guerriero di Legnano, la statua che sta per ricordare che ogni tanto le cose vanno storte, insomma, anche ai migliori, anche agli imperatori. E noi però dobbiamo anche ragionare, perché se questa è la volta di far andare le cose in un verso o in un altro. Ad esempio, quando parliamo del destino dei nostri distretti industriali, dobbiamo chiederci se i vincoli che già sappiamo che vengono posti dall'Europa su come dovremo spendere i soldi se li prendiamo in prestito da lei anziché dai mercati, sono dei vincoli che fanno bene ai nostri distretti industriali. Cioè ci dobbiamo chiedere se, per esempio, per una regione come Lombardia, non specificamente in questo distretto, ma in generale nel tessuto industriale regionale, la svolta green, che poi corrisponde sostanzialmente al desiderio della Germania di riconvertirsi dal diesel all'elettrico, favorisce tutto il tessuto industriale di subfornitori di tecnologia, di componentistica, che qui hanno per anni alimentato l'economia della Baviera, dando i pezzi ovviamente delle auto diesel, no? Noi siamo pronti per questo cambio di paradigma? Qualcuno ci ha chiesto se lo siamo? Il governo che cosa ci indica come direzione? Ecco, questo è un po' questo è l'oggetto, diciamo, delle mie preoccupazioni e delle preoccupazioni degli economisti, e non solo degli economisti della Lega. La verità è che fin dall'inizio abbiamo avuto una sensazione abbastanza sgradevole, che si lega
al monito, cioè alla testa di cavallo del presidente Sassoli. Cioè la sensazione che abbiamo avuto è che certi ritardi nella gestione della crisi, certi ritardi nell'intervento fossero dovuti a due cose. Da un lato il governo ha avuto l'annuncite, insomma, questo è abbastanza chiaro, l'avete visto, e avete anche visto che in alcuni ambiti, in particolare in quello sanitario, questa annuncite, questo fare 5 conferenze stampa in un giorno, insomma, forse ha fatto più male che bene, ma non so se dirlo è moderato abbastanza, insomma, però, anche perché naturalmente sì, ogni regione ha avuto il suo percorso, ogni regione diciamo, è stata toccata, però io sinceramente avrei evitato di dare la colpa di quello che stava succedendo ad alcuni ospedali lombardi come ha fatto il nostro governo, perché poi il dato di fatto è che solo grazie all'abnegazione dei medici che sono andati oltre i protocolli che venivano dall'alto, dalle grandi organizzazioni internazionali e dal Ministero, abbiamo cominciato a capire meglio che cosa stava succedendo. Quindi è successo anche questo, ma non è nel mio campo, quindi non so se posso dirlo, dovrei prima telefonare a Coletto e non so se è moderato. Ma per quel che riguarda il campo mio, l'annuncite si è vista, era andare in televisione, dire arrivano 400 miliardi nel decreto, poi aspettare una settimana a firmare il decreto e poi aspettare 60 giorni a fare i decreti applicativi, cercando di trovare tutti i modi possibili per rendere impossibile alle persone spendere i soldi che gli erano stati promessi, in modo da salvare i conti pubblici, perché se io ti prometto 30 e tu spendi 1, io 29 me lo tengo e quindi poi faccio bella figura con Mamma Europa che mi dice quanto sono stato bravo. Questo è un pezzo, diciamo, della logica. E c'era un altro pezzo della logica che appunto stando a contatto con queste persone vedevo, perché lo dicevano anche, abbiamo capito che non sono dei geni della comunicazione politica e della furbizia, diciamo, in generale. Vi dico altre due cose. Una molto evidente, vi ricordate quando c'era la scadenza il 15 marzo dei versamenti, no? Fiscali e contributivi, e poi alle ore 28 del 17 marzo, che sarebbero le 4 di mattina del 18 marzo, è uscito il Cura Italia, se non ricordo male, uscì alle 4 di mattina ma lo misero il giorno prima per far vedere che erano stati in tempo. Nel frattempo le scadenze c'erano state. Il ragionamento che questi facevano era, vabbè, calma, così, intanto qualcuno paga, tanto i soldi ce li hanno, e poi vediamo. Allora, cioè, italiani, bottegai, evasori con i soldi sotto il materasso, meno male che è arrivato il virus che li purga, altrimenti avremmo dovuto metterci la faccia noi e fare una patrimoniale, ma così la patrimoniale fondamentalmente gliela fa il virus e fine della storia. Cioè, questo era il messaggio che a me sinceramente non si può usare una catastrofe per fare politica dei redditi, ma loro lo hanno fatto e lo stanno continuando a fare. E la cosa è talmente, cioè noi forse non siamo neanche cattivi, per fortuna non siamo brutti, perché ci stiamo anche abituando ormai a questo modus operandi. Ve lo dico in un altro modo. In circostanze così eccezionali come sono quelle in cui ci troviamo, e ancora più in circostanze così eccezionali come ci vengono raccontate da loro quelle in cui ci troviamo, perché esistono i due livelli ovviamente, non nego che siamo in circostanze eccezionali, ma osservo anche come ci vengono raccontate, quindi sono due livelli da tenere presenti con attenzione critica, no? Porsi il problema del non aiuto i cittadini perché se no c'è il furbo che se ne approfitta, per carità di Dio, va anche bene in astratto, o forse no, ma comunque è un ragionamento che non si può permettere di fare un governo che nomina un commissario straordinario che dà un appalto, dà una quarantina di, è moderato quello che sto per dire? Un appalto da una quarantina di milioni di euro a un'azienda con un socio
un dipendente in cassa integrazione, 4.000 euro di capitale sociale che doveva consegnare 180.000 banchi asseritamente entro ottobre. Vabbè, a parte il fatto che a ottobre la scuola sarebbe già iniziata, ma questa singola persona che avrebbe fatto 180.000 banchi in un mese e mezzo smentisce tutti i pregiudizi sulla scarsa produttività degli italiani, oppure c'è un problema. E allora, diciamo così, un governo che organizza e architetta dei bandi di questo tipo, perché insomma, vabbè, se vorrà ci penserà la magistratura, cui noi ci affidiamo come sempre con fiducia, no? Se vorrà, verrà sollecitata, verrà interpellata e si pronuncerà. Un governo che fa questi discorsi qua non può andare a dire, non so, non do il bonus al professionista perché non se lo merita, E poi c'è l'aspetto secondo me più grave, e torno a questa libidine evidente di voler far indebitare l'Italia con le istituzioni europee, in particolare con il MES. Siete tanti, siete abbastanza cattivi, nel senso che state qui con questo caldo ad ascoltare, quindi evidentemente, diciamo, avete una forte motivazione. Secondo me il mondo vi sta venendo incontro, perché ormai, diciamo così, una certa ideologia progressista ha schifato tutti, quasi tutti, non tuttissimi, ma insomma, sono più quelli schifati che quelli che ancora vanno dietro a certi miti, a certi atteggiamenti ideologici in senso deteriore, contraddittori, suicidi, contrari all'interesse del Paese. E quindi io sono vicino ai nostri colleghi di partiti diversamente conservatori, d'accordo, e diversamente leghisti, insomma, nel loro terrore di essere spazzati via alle prossime elezioni. Questo sapete che blocca tutta la situazione politica, noi avremmo voluto andare ad elezioni, peraltro voglio dire, siamo una delle poche forze politiche che essendo in maggioranza ha tentato, ha voluto far cadere un governo su una serie di questioni di fatto, che vorrei che ci ricordassimo, perché c'era il tema dell'ILVA, no? Aperto, c'era il tema della flat tax, che a inizio luglio il Presidente Conte, con una lettera, diciamo, firmando una pace separata con Bruxelles, aveva sostanzialmente detto: tranquilli, a questi non gliela faccio fare, i conti sono in sicurezza, ci penso io. C'era questa roba qui. Loro o prima o poi dovranno andarsene e si preparano a comandare quando non saranno più in maggioranza. E fondamentalmente mettere l'Italia in mano alle istituzioni europee, accettando di indebitarsi con esse, è il modo migliore per precostituire un fondamento giuridico attraverso cui quelle istituzioni possano venire da noi a dirci: tu fai così, questa piscina non la apri, questo ospedale lo chiudi, questa strada la fai, però questa non la fai, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre stato così, ma l'abbiamo visto anche durante questi ultimi pochi anni. Questa filosofia dei due pesi e due misure l'abbiamo vista quando, diciamo, abbiamo cercato noi di fare una finanziaria che tenesse conto della crisi economica che già vedevamo arrivare, perché ovviamente la pandemia ha fatto un disastro, ma prima non è che stessimo benissimo, nonostante quello che racconta il ministro Gualtieri, perché forse lui stava benissimo, cosa di cui noi tutti siamo felici naturalmente, però insomma. E abbiamo visto poi come sono stati trattati loro quando hanno fatto la loro di finanziaria, che non è che fosse molto più rigorosa della nostra. Prima del Covid è stata fatta la finanziaria, no? E già lì si è visto che, come dire, con i suoi figli, con i suoi, diciamo, adepti, o per meglio dire con i suoi ascari, l'Europa è di manica molto larga. Con chi invece vuole, diciamo così, rivendicare per il proprio paese un certo ruolo, un certo margine di azione, una certa indipendenza, una certa autonomia, la musica immediatamente cambia.
E allora ecco, queste sono state le cose che mi hanno colpito e che si sposano perfettamente con le parole del presidente Sassoli che vi ho citato all'inizio, cioè comportatevi bene, votate bene, altrimenti non vedrete un euro. Ora, diciamo così, questa minaccia ci spaventerebbe molto se noi pensassimo che quegli euro ci sono. La verità è che noi sappiamo che non ci sono e che quando ci saranno dovremo restituirli, e quindi per chi osservi la realtà dei fatti, certi atteggiamenti, una volta tolta l'inciviltà politica e giuridica che li caratterizza, hanno un potere deterrente relativamente scarso. E allora io, diciamo, concludo, perché penso di dover concludere e non credo di... Posso parlare quanto voglio, ma preferisco ascoltare se ci saranno delle domande, insomma, mi sembra di aver già detto abbastanza. Ringraziandovi e testimoniandovi il nostro impegno, stiamo girando tutto il paese, non solo in posti dove in questo momento c'è una competizione elettorale, ma anche in luoghi dove in qualche modo bisogna cominciare a seminare, bisogna costruire un percorso, e questo è il nostro lavoro, ognuno di noi lo fa, ognuno di noi. Io ho conosciuto Massimiliano non in Brianza ma in Molise, se non ricordo male, ecco, quindi tanto per dire che insomma siamo, ce la mettiamo tutta per mantenere la calma e per parlare chiaro, ma anche per opporci. Per esempio la vicenda del simpatico bando dove un ometto avrebbe fatto 180.000 banchi in un mese e mezzo non sarebbe saltata fuori senza un'interrogazione parlamentare dei colleghi della Camera, cui va la mia gratitudine, perché c'è... Come pure probabilmente in Italia non si parlerebbe delle criticità del MES se il presidente Borghi alla Camera e un po' io al Senato non avessimo cercato di avvertirvi e vedere agenzie di stampa che dicono fonti Unione Europea, solo l'Italia ancora si oppone. Tutto sommato, come dicono a Roma, sono soddisfazioni, perché vuol dire che qui c'è stato un dibattito che in altri paesi non c'è stato, e se c'è stato questo dibattito è perché c'è stata la Lega, che è un partito notoriamente fascista, antidemocratico, però casualmente di certe cose si parla solo perché ci siamo noi. Quindi direi che su questa apparente contraddizione, che in realtà è solo il livore, la rabbia dei nostri diciamo così, avversari politici, concludo questo discorso esortandovi, ma sono sicuro che già lo fate, a fare la vostra parte, a dialogare con gli altri con serenità, nella vostra semplicità, nella vostra verità, e questo avrà sicuramente degli effetti per diciamo, favorire una transizione democratica verso un'Italia un po' più orientata alla crescita e un pochino meno orientata, diciamo, alle mance, alle marchette e al vassallaggio verso, diciamo così, poteri da cui si aspetta in cambio di perpetuarsi nell'esercizio delle funzioni di governo o quantomeno nel condizionamento delle funzioni di governo una volta che i cittadini ti hanno rifiutato, che è esattamente quello che il PD ha in mente. Come notate non sto parlando di altri perché secondo me non ci sono più, e il fatto che voi siate qui in piazza indica chiaramente che non ci sono più. Io vorrei ringraziare Alberto Bagnai perché comunque sia questo pomeriggio ha portato una voce alternativa, cioè che è quella della Lega. Come giustamente ha detto prima, parliamoci, confrontiamoci, perché se non facciamo questo certe cose come le abbiamo dette, come ce le ha riportate Alberto adesso, non ne parleremmo, e io credo che già il fatto di confrontarsi, trovarsi in una situazione come questa di oggi sia sicuramente un passo in avanti, senza dare verità rivelate, ma semplicemente confrontandoci sulle idee, sui fatti concreti che nei telegiornali, sui titoli dei giornali principali non leggiamo. Quindi io credo che nel ringraziare
tutti quanti oggi dovremmo tornare a casa con qualcosa in più, ci abbiamo un tarlo in testa, cominciamo a pensare, cominciamo a ragionare un po' di più, cominciamo a confrontarci con delle verità che non sono necessariamente quelle che ci continuano a propinare. Non so se c'è qualche domanda, se no io a questo punto... Sì, ok. Faccio il balletto, dai. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, una domanda semplice. Volevo sapere se una volta al governo, perché noi ci andiamo di sicuro, avendo a che fare... non c'è alternativa, oramai. Avendo a che fare con una BCE che non ci comprerebbe più i titoli o comunque cercherebbe di chiudere come è stato più o meno le mani legate a seconda di come ce le legherebbero, commesse, recovery fund, non è ancora detto che le abbiamo prese, però lì. Vorrei sapere se lei intravede delle armi, che ovviamente non voglio sapere perché sennò altrimenti le saprebbe anche il nemico, se intravede delle armi o se c'è un modo per combattere contro questa cosa, che mi sembra molto molto pesante, cioè un'armata forte. C'è qualcun altro? Così magari facciamo un paio di domande. Il filo è quello che è, quindi arriva fino ad ora. Buonasera. Volevo fare una domanda perché probabilmente è una mia mancanza. Nonostante ci sia tutta questa richiesta dal mercato per i nostri titoli, come mai entro fine di quest'anno un buon 40% sarà in mano alla BCE nonostante questa abbondanza di richiesta dal mercato? Grazie. Vi passo il microfono. Una domanda. Sì? Ah, ok, magari facciamo rispondere a questi due e poi dopo... Ok, va bene Alberto. Dai, facciamo tutto il giro, però devi venire qua perché sennò non abbiamo ancora il wifi. Allora, a causa del Covid abbiamo avuto una crisi economica che è immensa. Si parla di meno 12 sul PIL, a giugno probabilmente saremo tra il meno 15 e il meno 20 a fine dell'anno. 100 miliardi e abbiamo il PIL in riduzione, a fine anno avremo un 160-170% di rapporto debito-PIL. Qual è il rischio che abbiamo prossimamente di avere comunque la troica in casa anche se non andiamo col MES? Il prossimo lavoro lo faccio il balletto, dai. Io sono onorato di avere un valletto senatore, insomma, non so se me lo merito, vorrei un applauso per il valletto. Allora, come dire, siete cattivi, siete belli, ma non siete stupidi, perché le domande hanno tutte un loro senso, insomma, non siete belli e basta. E qui oggettivamente, allora, intanto partirei dall'ultima e poi risaliamo la corrente. La situazione finanziaria non solo del nostro paese ma anche di altri paesi dell'Eurozona che hanno comunque fatto deficit a due cifre e hanno comunque avuto cali del PIL a due cifre anche loro, seppure partendo da condizioni meno tragiche, ovviamente preoccupa non solo lei, non solo me, ma preoccupa anche tutta la stampa finanziaria internazionale da tempo. Diciamo che è da marzo, insomma, che ci si interroga su questo. E infatti tutta una serie di proposte, incluse alcune proposte per esempio del governo spagnolo, ma per esempio anche di economisti assolutamente ortodossi come il professor Francesco Giavazzi della Bocconi, erano orientate a immaginare delle architetture finanziarie che evitassero di far crescere il debito degli Stati.
attraverso sostanzialmente quella che in gergo tecnico si chiama una monetizzazione, cioè il finanziamento diretto con emissione di moneta da parte della Banca Centrale dell'investimento pubblico, che è una strategia di politica economica che, se praticata all'infinito, ovviamente si traduce in inflazione, perché vai a, come dire, attivare una domanda di beni superiore alla produzione, quindi i prezzi esplodono, ma che in una situazione in cui in realtà sei in una profonda recessione è un modo efficace per tirarsi fuori dai guai. Di questo si è parlato, ma poi non si è scelta questa strada. Si è scelta la strada del fare indebitare i paesi, d'accordo? Di fatto, da un certo punto di vista, rispetto al discorso, alla domanda che veniva fatta, è anche abbastanza indifferente se ci si rivolge ai mercati o se ci si rivolge al recovery fund o a altre forme di debito emesso o gestito dalle istituzioni europee. Alla fine sempre il debito è e sempre a qualcuno devi ridarlo. Allora, io vi dico qual è la mia preoccupazione oggi e qual è la cosa alla quale secondo me dovremmo stare tutti attenti. E ve lo dico partendo da un presupposto. La cosiddetta Europa delle regole è un po' come la corazzata Kotionkin nel film di Fantozzi, cioè è una boiata pazzesca. Non esiste l'Europa delle regole, esiste il cambiare le regole obbedendo ai rapporti di forza a seconda di quello che conviene al più forte. Allora, negli anni 90 la Germania era preoccupata che i paesi del sud si indebitassero molto e mette la regola del 3%, la viola nel 2003, la abolisce nel 2004, la rimette nel 2010 quando va in crisi la Grecia. È la regola che mette un tetto al deficit pubblico, come sapete, ma qua vi vedo tutti piuttosto acculturati sul tema. Nel 2008-2010 la Germania con 265 miliardi di euro salva le sue banche, poi i suoi contribuenti, diciamo così, si preoccupano, le regole cambiano e a noi viene impedito di utilizzare 4 miliardi di soldi privati, quelli conferiti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per salvare le 4 banche nel novembre del 2015. E viene fatto il bail-in. Dopodiché, siccome adesso tocca a loro, il bail-in non va più bene e si sta parlando di fare una bad bank europea che deve salvare chi? Fondamentalmente Deutsche Bank e Commerzbank. Quindi vedete come... Allora, di fronte a questo panorama, io che cosa vedo? Io vedo questo, che loro faranno indebitare noi per la nostra ripresa e monetizzeranno gli investimenti loro per la loro ripresa. È questo quello che mi aspetto come, diciamo, scenario a grandissime linee. Se dovesse succedere, come dire, non so se ci fate caso, ma tutti questi cambiamenti di regole di cui vi ho parlato sono serviti a rendere ancora più grande il solco fra nord e sud. E quindi naturalmente la tenuta del sistema è comunque compromessa dal punto di vista politico. Perché se il mercato è così liquido, tanto debito finirà in BCE? Allora, qui c'è un discorso da fare sul quale vorrei attirare la vostra attenzione. È stata posta in qualche modo da alcuni economisti, anche stimati colleghi di centrodestra, per esempio, responsabili economici dei rispettivi partiti, che non nomino per riverenza, l'alternativa fra il ricorso alla BCE o il ricorso al recovery fund, cioè a quel debito europeo. Questa alternativa è un'alternativa, secondo me, abbastanza falsa, nel senso che il mercato, se non sa di avere la garanzia della BCE che si propone in seconda istanza come acquirente di titoli, quindi non direttamente sul mercato cosiddetto primario alle aste, ma in seconda istanza, non compra né i titoli italiani né i titoli europei, cioè alla fine, quindi lì si dovrà andare a parare. Per cui la vera diciamo, variabile su cui tenere l'attenzione in questo momento dal punto di vista dell'architettura istituzionale è che cosa deciderà di fare la BCE. Intanto la BCE già ha detto che 1.350 miliardi di titoli li acquisterà tutti e lo ha fatto
in un momento in cui, come sapete, l'euro si sta rafforzando, il che mette la nostra economia in difficoltà, insomma non entro nei dettagli tecnici. Dice, ma tu sei un sovranista, allora è contraddittorio con il fatto che desideri che agisca un'istituzione dell'Unione. A parte il fatto che la parola sovranista non andrebbe usata, la parola non c'è, si può sostituire con democratico, secondo me, in quasi tutti i contesti. La parola europeista non andrebbe usata perché non c'è, si sostituisce con unionista. Quello è un progetto politico che ha un nome, Unione Europea. Chi lo persegue, chi ne fa un'ideologia è un unionista, non è un europeista. Spesso sono persone che non sanno neanche la loro lingua, non dico altre lingue europee, che non, cioè voglio dire, ma di che parliamo? Insomma, ma il punto è che noi siamo pragmatici, cioè bisogna utilizzare, se c'è bisogno di liquidità e questa liquidità si chiama oggi euro, noi vogliamo che chi stampa euro stampi euro. Quelli che vogliono un'Europa che non c'è non siamo noi, sono quegli altri. Quelli vogliono l'Europa della fratellanza universale, che però non è mai esistita e mai esisterà. Non è che è finita, diciamo, a Legnano o a Tagliacozzo o sulle spiagge, diciamo, della Normandia. Ci si vuole bene, ogni tanto si litiga e si va avanti. E ci sono anche i no che aiutano a crescere, quindi noi dovremmo anche imparare a dirne qualcuno. Andiamo indietro alle armi e all'attacco, perché vedete che andando a ritroso riusciamo a dare un filo logico a questo discorso, nel senso, io vi sto dicendo che da un punto di vista pragmatico noi per risanare la nostra economia possiamo contare solo sull'intervento della BCE e dobbiamo chiedere l'intervento della BCE. Poi ci viene detto, ma se andiamo al governo noi, quindi noi come Italia, noi come paesi europei, ma se andiamo al governo noi come Lega, la BCE farà di tutto per schiantarci. E beh, certo, si è visto, infatti il quantitative easing è stato sospeso più o meno quando eravamo al governo noi, per far salire simpaticamente lo spread, salvo riprenderlo per farlo poi abbassare quando ce ne siamo andati. Insomma, non è che, diciamo, lo abbiamo visto, è oggettivo. Però secondo me in questo momento siamo in una fase diversa, cioè se vi dovessi dire che cosa temo io, non è l'attacco diciamo così dell'avversario geopolitico, cioè del fratello europeo imperialista, ma è la ritirata tattica. E vi racconto una cosa che forse non sapete o forse sì. Il 1° settembre, quindi quant'è? 12 giorni fa, il governatore della banca centrale olandese ha detto una cosa che sta scritta da tanti anni sul sito del governo olandese, ma che non era mai stata detta da un governatore di banca centrale in un modo così chiaro. E cioè, in una sua lezione, in una prolusione tenuta presso un istituto universitario, se non vado errato, ha detto: noi in Olanda siamo stati avvantaggiati dall'euro, perché l'euro, essendo più debole del fiorino, ha reso le nostre merci così convenienti. Il nostro surplus commerciale, il fatto che la nostra bilancia dei pagamenti sia così florida, dipende dal fatto che esportiamo più di quanto importiamo, ma questo è dovuto solo alla debolezza dell'euro rispetto alla nostra economia, e questo determina i fiorenti profitti delle nostre imprese, e quindi potremmo dire che l'euro ha dato un aiuto non solo all'economia olandese ma anche al tesoro olandese, perché ha fatto aumentare il gettito fiscale. Punto a capo. Per paesi come l'Italia vale più o meno il discorso contrario. Allora, voi vi ricordate di quando noi andavamo in televisione, io e Claudio Borghi, a dire questo e ci lapidavano dicendo che era assurdo? Ora, se vogliono lapidare qualcuno, prendono un Ryanair, vanno a Amsterdam o dove sta e lapidano il governatore di una banca centrale, che è un'operazione anche dal punto di vista tecnico un pochino più complessa, perché normalmente sono protetti, diciamo, dalla polizia nei loro palazzi, e loro sapranno perché. Ma perché fanno queste ammissioni dicendo una cosa che tutto sommato è ovvia e che tutti noi o sappiamo o sospettavamo fin dall'inizio, cioè che diciamo,
che la costruzione europea, insieme a dei vantaggi, avesse anche degli svantaggi. Perché ci vengono a parlare degli svantaggi quelli che ne hanno approfittato? Secondo me proprio perché non vogliono attaccare, perché in effetti dopo anni in cui i governanti del nord hanno Europa, preciso, perché sennò poi qua l'argomento diventa scivoloso. Beh, io ho scritto Milano ladrona, Berlino non perdona ai suoi tempi, per cui insomma, vabbè, però non ci conoscevamo a quei tempi. Allora, i governanti dei paesi del nord, dopo aver raccontato per tanti anni che la colpa della crisi era vostra, inducendo nei loro elettori un giusto risentimento nei vostri riguardi, perché se gli viene raccontato che era colpa vostra, perché mai un elettore olandese o tedesco dovrebbe venire incontro a chi è colpevole del deterioramento del suo stile di vita? No, quindi austerità, riforme. Adesso vogliono fare un discorso diverso, cioè andiamogli incontro, diamogli 2 spicci, poi naturalmente loro faranno le riforme. Quindi secondo me in questo momento la fase è un po' più complessa, perché si sta cercando di come dire, togliere pressione dalla pentola per paura che esploda, no? Hanno alzato un attimo la valvola e il modo per alzare la valvola è ammettere finalmente che c'è qualcosa che non va nella costruzione in cui viviamo, e questo serve, come dire, a consentire che i paesi del nord, gli elettorati del nord, vogliano prestarci dei soldi. Ora, sul fatto che peraltro noi non vogliamo campare di elemosina e che di quei soldi non ne avremmo bisogno, visto che siamo un paese ricco e dignitoso, nessuno fa mai una sottolineatura, nessuno. Ma appunto lo scopo finale è, una volta messi noi col cappio del debito al collo, è venire qui e spostare il peso della tassazione dal lavoro al capitale. Questo è scritto, no? Che in europeese è, come si dice in europeese, mettere la patrimoniale, perché spostare il peso della tassazione dal lavoro al capitale vuol dire abbatto un po' il cuneo fiscale e lo finanzio mettendo una patrimoniale, perché il capitale in questo senso sono le case, cioè voi ce la vedete voi l'Europa che realmente tassa i grandi giganti, per esempio, della finanza, o i grandi giganti del web, con tutto il rispetto per la grande europeona con le 12 stelle e tutto il resto, neanche lei ce la può fare, quindi evidentemente qui c'è qualcosa che... Allora, rispetto a questo, quindi, quali sono le armi da utilizzare? Il sistema dimostra, lui sì, resilienza. In questo momento la principale arma da utilizzare è quella dell'attenzione, e l'attenzione deve essere volta non solo al nemico, diciamo così, o all'avversario esterno, ma direi anche a quello interno, perché, perdonatemi, io quando ho letto questo discorso di Klaus Noth, che così col cuore in mano diceva povera Italia che è stata penalizzata dall'euro, e quando vado sul sito del governo olandese e vedo da anni questa stessa cosa scritta in olandese, ma insomma si capisce, poi c'è anche Google Translate, insomma. Io penso, ma perché ste robe le deve dire quello che dalla fregatura ha tratto un beneficio anziché quello che dalla fregatura ha tratto un danno, o perlomeno espressione del paese che, per non far nomi, perché me lo deve dire Noth e non me lo deve dire Visco che le cose stanno così? Perché il nostro governo non fa e le nostre istituzioni non fanno un discorso di verità? Perché se lo facessero si potrebbe riflettere sulle soluzioni, che sono infinite. La politica, diciamo così, e la democrazia possono tutto, però se si parte da un'operazione di verità, se ci si continua a dire che va tutto bene, se ci si continua a dire che ci sarà il grande rimbalzo, ma guardate che con il grande rimbalzo in cui crede solo il ministro Gualtieri, se ci sarà, questo significherà che l'anno prossimo noi saremo solo del 10% sotto il PIL del 2007, cioè saremo solo del 10% sotto a 13 anni prima. Cioè, capite bene che siamo di fronte a un evento assolutamente epocale.
Non possiamo continuare a gestirlo raccontandoci balle su quanto ci vogliono bene e su quanto ci chiedono, per il nostro bene naturalmente, di riformarci i nostri fratelli europei. Il gioco è un gioco diverso. Tutto qui, grazie. Allora, io a questo punto chiudiamo, vi ringraziamo di aver partecipato a questo bel pomeriggio, spero un bel